Presidente, sembra un ritratto molto diverso dal Cavour che siamo abituati a leggere nei libri di storia. Ci spiega come mai i due erano così spesso in contrasto anche alla luce della loro formazione? Sì, in alcune pagine, insomma, che poi sono incluse nel libro, ho provato a ricostruire le due biografie parallele, perché sono coetanei. Asproni è nato nel 1808, Cavour nel 1810. Non si potrebbero immaginare due biografie che partano da così lontano. Quando Asproni nasce, tanto siamo tra amici, quindi vi posso raccontare la verità, anche se a volte sembra scritta col sangue anziché con l'inchiostro. Ho aperto i fascicoli che stanno nell'archivio di Stato di Cagliari su Bitti e per 10 anni li ho verificati, dal 1798 al 1808 c'è una faida interna fra le classi dirigenti bittesi che sono forti, cioè le famiglie si dividono in due e incominciano a uccidersi a vicenda, senza pietà, bruciando addirittura gli interi piccoli quartieri per il controllo del territorio, quindi del potere, del denaro, dell'utilizzazione dei terreni, e quindi non è un banditismo contro lo Stato. Abbiamo un grandissimo storico che si chiamava Brodel, francese, che forse è il più importante che ha avuto il Novecento, che diceva che questi villaggi di montagna erano come repubbliche montanare che non facevano entrare lo Stato, e invece ci siamo accorti che, caspita, queste famiglie avevano a volte giuristi, erano ricche, però se entravano in contrasto tra di loro ci si uccideva senza pietà. E questo è l'anno di nascita di Asproni, quindi una comunità squassata da questa violenza generalizzata. Mi ricordo questa lettera del parroco, che forse è su Proban, che scrive a Sassari e dice: io non posso più uscire neanche a dare l'estrema unzione, è il controllo del territorio quello che conta, e il banditismo si chiama politico, cioè serve a vincere la politica ancora con la violenza. E forse il padre di Asproni forse non era dentro una specie di sciopero contro lo Stato, come ha scritto peraltro il bravissimo Bruno Iostaneta, forse era proprio questo combattersi tra di loro all'ultimo sangue, che per fortuna non solo si calma, ma Biti avrà due dei più importanti giuristi, cioè di quelli che scrivevano le leggi. Uno si chiama Costantino Musio. È vero che poi gli orunesi potrebbero tirarvi le orecchie perché il cognome ha origine orunese, però è anche vittese ed è considerato vittese, che riscrive insieme ad altri laureati in giurisprudenza, avvocati, caro assessore, che riscrivono un codice che noi chiamiamo di Carlo Felice, ma è scritto da giuristi sardi. Rimangono una settimana a discutere notte e giorno per vedere se l'istituto dell'incarica, cioè quella pena che quando un villaggio non consegnava all'assassino la carta dei rogo diceva no, adesso paghi la tassa perché sicuramente voi sapete chi è l'assassino e non lo volete consegnare. E i giuristi sardi dicono non aboliamolo, invece Napoleone aveva già spiegato con la rivoluzione francese: ognuno è responsabile delle malefatte che ha fatto, non la famiglia o il parentato, quindi è una differenza fondamentale tra la responsabilità. E quindi pensate, insomma, la forza anche di questi giuristi, quindi non è che ci si uccidesse solo, si usavano anche armi raffinatissime del diritto. E il nipote di Costantino Musio, e anche lui vittese, diventa senatore del regno. Il senato allora non era eletto, era il re che diceva: questi sono i cittadini più illustri che ha la patria, ed era anche lui un grandissimo giurista, grande nemico di Asproni all'inizio, e poi invece fanno la pace e si riunivano praticamente ogni settimana. Per San Giorgio parlavano solo in vittese, facevano il pranzo, e quindi mi ero dimenticato di dirvi che quando parte il bersagliere vittese Giorgio Calvisi, Asproni gli dice: e ricordati di scrivermi in lingua vittese, ricordati, cioè dalla Crimea, gli dice. Quindi c'è questa forza. Noi scherzando diciamo che Biti è come una nazione, c'ha la televisione, è presente qui, no? C'ha i suoi giuristi, e non c'è dubbio che sono giuristi sopraffini, però è la Sardegna che sta entrando in rivoluzione. Per abolire il feudalesimo, siccome non sei
nel 14 luglio del 1789 a Parigi e gli devi pagare i feudatari. Non è che vai, gli porti via il feudo e non gli dai nulla, perché quella si chiama rivoluzione. Quindi i giuristi mettono a punto il meccanismo e il giurista segretario di Stato, si chiama Giuseppe Musio. Quindi Biti aveva questa tradizione e secondo me in Asproni c'è, perché nella biografia di Asproni, hai ragione Gavino, e lui non è laureato in teologia, un sacerdote di solità, lui è laureato in un trucco in chiure, cioè laureato in tutti e due i diritti, e quindi l'arcivescovo di Oristano, che viene incaricato dal pontefice di risolvere i bisticci fra i canonici e i sacerdoti di Nuoro, alcuni di quali sono bittesi, e lì Asproni non sa in che guaio si sta mettendo. Cioè, prima lo incaricano di controllare i monti diocesani, cioè le banche, non c'era il Banco di Sardegna ancora, cioè, i contadini venivano aiutati con il prestito col 5% di interesse, che se ce lo fa il Banco di Sardegna ci è andata bene in certi anni, e quindi era un uomo potentissimo, nel senso che se l'era lavorata questa competenza giuridica e l'aveva incaricato quel grandissimo vescovo, arcivescovo metropolita di Oristano, che aveva la delega su Nuoro, dove non facevano altro che bisticciare. Il vescovo ligure aveva deciso di non venire più a Nuoro, diceva che stava male, forse era la malaria, insomma, per farla breve, lì ci sono bisticci nuoresi terribili, e Asproni lo stanno facendo fuori, gli altri canonici, prende e parte per Roma, per incontrare direttamente cardinali, se è il caso anche il pontefice. Prima di partire per Biti sono andato a salutare la professoressa Maria Corona Corrias, che ha scritto quel bellissimo libro intitolato Il canonico ribelle, dove ha messo tutte le lettere. Se io fossi stato il prefetto dell'archivio non le avrei date, talmente sono dure e forti, dove c'è scritto che quel canonico ha avuto un figlio naturale, si dice adesso, allora non si diceva così, quindi lettere terribili dove si leggevano la vita l'un l'altro, ed erano fatte per controllare naturalmente un canonico. Allora possiamo dirlo che era più importante di un consigliere regionale, spero che non si offenda a nessuno, non del presidente della provincia, ma di un consigliere regionale sì, e quindi queste lettere sono all'ultimo sangue, e Asproni viene descritto come un piantagrane incredibile, ed è probabilmente quel suo senso della giustizia, come si dice in spagnolo, hasta la muerte, cioè non gli interessava più nulla nella carriera, però la difende così bene che vince a Roma, perché è chiaro, se uno, tant'è che l'arcivescovo successivo muore Monsignor Bua, l'arcivescovo successivo, che è piemontese, Asproni lo odia in un modo viscerale, che gli sta impedendo di andare a Roma a risolvere le sue cose. Asproni alla fine vince anche quelle e nasce lì il politico, perché Asproni viene eletto nel 1848. Invece tutto questo si verifica tra il 1840 e il 48. La cosa bella è che ogni riga ce l'abbiamo, perché i sacerdoti è come se scrivevano, anche troppo, pieni appunto anche di pettegolezzi. A volte era vero che avevano il figlio naturale, altre volte era il canonico a fianco che scriveva cose false dicendo ha avuto un figlio il canonico di, adesso non mi ricordo se era di Torga, non era vero, era per farlo fuori dalla carriera, quindi un mondo insomma che non era certamente in equilibrio. Grazie. Il grande fascino indubbiamente degli scritti di Asproni, che siano appunto le pagine di diario, che siano queste lettere che ha appena citato il professor Pira, ma devo dire anche il grande fascino dei racconti che ci sta facendo il professor Pira, è uno sbirciare dietro le quinte, è un gettare un occhio anche direi malizioso in vicende comunque da una parte conflittuali, sono conflitti appunto tra i vari esponenti del clero, tra i vari, come li vogliamo chiamare, capiclan, fazioni contrapposte di vario genere, e in tutto questo come se non bastasse interviene
un ulteriore elemento di destabilizzazione nato con le migliori intenzioni. Il professor Pira accennava un istante fa ai problemi sorti per la liquidazione dell'antico regime, del feudalesimo, e questo problema sorge e si cerca di affrontarlo anche per quanto riguarda la Sardegna con le famose o famigerate leggi delle chiudende, quindi dei provvedimenti, come senz'altro sapete un po' tutti, che andavano a liquidare sia i diritti feudali sia anche i diritti comunitari, cioè i diritti delle varie comunità locali di esercitare determinate attività su terreni comuni. E va detto che come tutte le leggi ambiziose, ma probabilmente pensate senza tanta considerazione per le conseguenze, queste leggi hanno visto modifiche continue e anche contraddittorie per almeno una cinquantina d'anni, e devo dire che gli effetti di quella legislazione, che nasce ben intorno al 1820, ancora persistono sul nostro territorio. Ecco, però va detto che l'intento era sicuramente modernizzatore, cioè era volto a creare una rete di proprietà privata in Sardegna, ahimè però con un impulso centralistico statale, e Asproni si inserisce a pieno titolo in tutto questo processo, come il libro espone molto brillantemente, anche con delle considerazioni, magari poi ci torniamo su, con delle considerazioni che un po' smentiscono una certa vulgata sull'argomento. In effetti la preoccupazione di Asproni è proprio quella di fare non solo l'Italia, ma di fare gli italiani, e non nel senso generico idealistico della frase attribuita a Massimo d'Azeglio, ma in maniera molto concreta, cioè con la creazione di un ceto medio imprenditoriale, di un ceto medio, in questo caso proprietario, per quel che riguarda l'agricoltura, e quindi con la creazione di un tessuto economico produttivo che allo stesso tempo incida anche positivamente con la creazione di una nuova classe borghese, tra virgolette la definirei nazionale, elemento che, diciamocelo, mancava soprattutto all'interno della Sardegna. Non so se il professor Pira voglia darci qualche input su questo aspetto, almeno io l'ho trovato molto importante, al di là poi dei grandi voli, ma Asproni era molto concreto in questo. Sì, ho bisogno del giubbotto antiproiettile, perché parlare di chiudende e dei moti del suo connotto è pericoloso. La legge è del 1820, siccome la Gazzetta Ufficiale non usciva in internet, impiegano una decina d'anni e la legge permette, quindi diciamo che Asproni ha 20 anni quando incomincia ad essere attuata, e vede nel 1832 le prime rivolte. E noi pensiamo sempre che i rivoltosi sono i poveri pastori, i poveri contadini espulsi dai terreni che coltivavano quasi gratis fino al giorno prima, non tutti, perché esistevano gli orti, esistevano le vigne, è certo che quei luoghi non potevano essere invasi, quindi non è vero che la proprietà privata perfetta non esistesse anche prima, era però limitata, perché per permettere ai villaggi di sopravvivere ogni anno metà era dedicata all'agricoltura arando e l'altra metà era lasciata come dire, a pascolo, con anche il diritto per i più poveri
di fare qualche appezzamento per zappare. E poi il più grande proprietario terriero era la Chiesa, perché anche l'usuraio più crudele, un'ora prima di morire, arrivava, forse non sul probano, bastava un sacerdote anche minore, e gli diceva: beh, forse è ora di pentirti però adesso, e quindi di lasciare alla Chiesa, che poi nelle sue braccia generose poteva dare anche a famiglie che non avevano nessun terreno, nessun carro a buoi, forse neanche i buoi, e potevano sopravvivere. E questo, diciamo, era iniziato forse nell'anno 1000, quindi nel 1832, quando Asproni ha 24 anni, vede questo, lui lo chiama atto barbaro di buttare giù i muretti. Quindi lui non è contrario alle chiudende, cioè al fatto che se uno si chiude il terreno e anziché averci le pietre dentro e il pascolo brado, lo trasforma in una vigna, lo trasforma in un oliveto, oddio, poteva essere anche che il proprietario prendeva e lo affittava a buon prezzo o a caro prezzo, e però per la prima volta aveva i soldi per mandare il figlio a studiare magari a Sassari o a Cagliari, senza mandarlo attraverso la Chiesa. E in questa Asproni, che non è nato anticlericale, che si dichiara non contrario alla Chiesa per principio, ma contrario alla casta dei preti, lui dice con linguaggio, come dire, quasi filosofico, lui dice: preferisco morire in prigione o zappando che tornare a subire l'umiliazione di dover incanalarmi. Evidentemente, insomma, non sappiamo quanto fosse forte la sua vocazione teologica, però che era il suo zio, il grande poeta Dore, gli aveva detto: io ti finanzio, ma tu vai a fare sacerdote. Poi la classe dirigente, quella povera, nasceva così: se non avevi soldi dovevi studiare in questo modo. E però lui vede nel 1832 quanto il governo è sceso durissimo, perché per i piemontesi, ecco, questo è un difetto piemontese, stavo per dire ancora oggi, ma insomma non voglio fare polemiche, considerava qualunque ribellione, una jacquerie si chiama in francese, cioè una piccola ribellione era una ribellione contro lo Stato. Non è così, perché tu stai distruggendo i muri perché ti danno fastidio, non stai distruggendo il re. Invece per i piemontesi ogni ribellione andava repressa in maniera durissima. E 20 anni dopo, lui ha 24 anni nel 1832, nel 1852 è deputato da appena 3 anni e descrive in un modo che, se mai nascerà un film su Giorgio Asproni, e lui dipinge il dramma che lui ha visto quando era 24enne, cioè famiglie con gli arrestati, gente che si ritirava subito, pastori o anche agricoltori, a volte in montagna a fare il latitante pur di non essere arrestato. E lui tutta la vita, sottolineerà la vita da deputato, lui riuscirà sempre a bloccare queste repressioni. Lui è un deputato dell'opposizione, ma questo non vuol dire, è un deputato talmente intelligente, ecco perché un po', secondo me, a volte disprezza chi fa male il deputato, e magari è un grande filosofo, un grande studioso di storia, e lui dice: no, qui devi venire a lavorare dentro la Camera. Lui, quando la rivolta arriverà a Nuoro e si chiama Sugonnotto, e in questo caso non riguarda chiudende, ma addirittura gli ultimi diritti, cioè quello di fare funghi, di raccogliere la legna, addirittura di raccogliere le spighe dopo che si è fatta la trebbiatura. C'è addirittura una pagina del Vangelo, e qui cito un deputato super cattolico, super democristiano di Nuoro, che era anche uno che aveva un grande patrimonio, però diceva: è sbagliato non far sopravvivere i poveri. Era Mannironi, che non era certo vicino a, come si dice, ad Asproni politicamente, e scrive dopo, però è formidabile perché dentro di lui c'è sicuramente questa consapevolezza nuorese. La leader di questa rivolta del Sugonnotto, come sapete, è una donna, Paschetta Zau, a cui adesso è dedicata un'intera piazza a Nuoro. Però questo non vuol dire che avessero ragione economicamente, perché questo dramma l'ha vissuto tutta l'Europa. Enrico VIII, quello che divorziava in quel modo un po' strano, no? Che condannava sempre la moglie sbagliata con i giuristi che gli davano ragione e quindi la condannava a morte, e però si è preso i beni della Chiesa, li ha divisi per chi li voleva comprare, ed è quello che farà non il governo piemontese, ma anche il governo sardo.
perché sono nate così moltissimi proprietari terrieri, che non sono tutti assenteisti. Io sarei meno pessimista, perché anche una famiglia di Bitti, di Orune o di Nuoro, che riesce a mandare i figli a studiare e poi tornano, perché non partono a Milano, a Londra e a Berlino, tornano e fanno il medico condotto, l'ingegnere, insomma, fino agli anni 30, medici condotti della Sardegna, mica ce li avevano i piccoli villaggi. I sindaci andavano alle sedute di laurea di medicina e facevano il contratto misurandolo col grano e, scusate, quello non è un passo in avanti gigantesco, avere il medico condotto 200 anni fa che non avevi fino al giorno prima, e quel denaro non è forse uscito forse anche da queste prepotenze? È un costo sociale terribile. La forza di Asproni che dice allo Stato: guarda che facendo così tu avrai delle ribellioni continue, anzi lui lo estende in fondo anche all'industria, perché poi la sua utopia è quella di impiantare l'industria in Sardegna, e ci riesce in un certo senso, nell'industria mineraria. Il suo più grande amico industriale si chiama Giovanni Antonio Sanna, cioè il più grande industriale minerario, quello che fonda Montevecchio a Cusco, e lui lo aiuta sempre in Parlamento, e quando Asproni non viene eletto è il contrario, che Giovanni Antonio Sanna, come Berlusconi in fondo, siede in Parlamento e difende i tuoi interessi, che però significa assumere anche 1000 minatori nella tua miniera, e il figlio, chiamiamolo adottivo, l'ingegner Giorgino Asprino, diventa il più grande industriale minerario sardo. Certo, la condizione di minatori non era felice, ma avere tanti ingegneri minerari usciti dalla scuola mineraria di Ilesa, sfondata non dall'ingegnere ma proprio da Giorgio Asproni, che acchiappa Quintino Sella, che è nel governo, non è della sinistra, è un allievo di Cavour, però è anche un tecnico, un laureato in ingegneria mineraria in Francia, e gli dice: fai un giro della Sardegna con mio nipote, andate a Lula, gli scrive al nipote, correte perché lì si può fare qualcosa, forse gli dedicheremo almeno una fotografia, se va bene Senato, e quindi non è il nipote che fonda, è lo zio che ha tutti gli agganci possibili immaginabili al Ministero. Per completare il quadro sulla personalità di Asproni, abbiamo visto il suo conflitto con Cavour, ma dobbiamo parlare anche delle sue amicizie, perché era amico personale di Mazzini e Garibaldi. Se d'accordo sentiamo i ritratti che lui ne fa e poi lei ce ne parla. Il 9 luglio 1855 a Londra Asproni, nella locanda in cui risiede, viene raggiunto da Francesco Crispi e assieme si avviano attraverso Hyde Park alle prime case di Lansdowne. Abbiamo picchiato la porta indicata. Sopra, all'ultimo piano, abbiamo trovato in democratica semplicità il grande agitatore d'Italia, Giuseppe Mazzini, e ci siamo abbracciati e baciati con affetto fraterno e ineffabile commozione. A diradare i capelli al capo e già inclinati a canizie, la barba nera nelle guance, bianca nel mento, il labbro dolce, la fronte alta e spaziosa, gli occhi nerissimi, grandi, vividi, scintillanti. Aveva in stanza 4 sedie, sigari sul letto, sigari sul tavolo dove scriveva, e aveva lettere apparecchiate, carta, penna, calamaio e giornali. Non ho visto mai figura più attraente e più simpatica. È un tipo romano, greco, orientale, una di quelle persone che Dio crea per rivelare ai popoli i loro diritti e il fine a cui sono destinati. Abbiamo parlato d'Italia, delle circostanze attuali d'Europa e di tante altre cose che confiderò alla carta quando sarò al muro in casa mia. Dei grandi che figurarono nel movimento italiano, io non ho visto né conosciuto uno da uguagliare il senno e la virtù di Giuseppe Mazzini. Ma io gli ho parlato con franca libertà per rettificare le opinioni false che è impossibile di evitare quando sono formate dietro le relazioni di cospiratori che nella impazienza sono ciechi e per speculazione infame adulano e lusingano Mazzini.
La vita di quest'uomo straordinario è di fatiche assidue, di stenti, di dolori, di disinganni quotidiani che annienterebbero qualunque fede, qualunque coscienza, meno la sua, che è incrollabile e ferma come la volontà del Dio che lo ispira. Il 4 novembre 1859 a Bologna Asproni trascrive parole e sensazioni del suo incontro e dialogo con Garibaldi. A mezzogiorno per il tocco oggi sono entrato in Bologna, stanco, morto di fame, di sonno e ben impolverato. Mi sono subito ben lavato, cambiata la camicia, ho preso un bocconcino e verso le ore 3 mi sono recato in legno a Palazzo dello Stato Maggiore. Garibaldi era appena andato via. Io gli sono corso dietro e l'ho raggiunto vicino a Porta Momo, fuori la quale egli abita. Mi ha abbracciato con immenso affetto appena smontati egli da cavallo, io dalla vettura nella porta d'ingresso. Ascesi alla stanza mi ha presentato con calde parole di amicizia alla famiglia e a Nino Bixio che vi era presente. Voleva che mi fermassi a desinare in casa sua. Ho domandato: come vanno le cose? E mi ha risposto: piuttosto bene, in mezzo alle difficoltà di ogni maniera. Mi ha confidato che durante la campagna in Lombardia gli fecero 1000 insidie, cacciandolo senza soccorso in mezzo agli austriaci e lasciando sprovvista la sua legione d'armi, di vesti, di nutrimento. Mi ha raccontato che la cricca piemontese gli fa guerra incessante e implacabile. Infine mi soggiungeva che Vittorio Emanuele era nero in cuore e si era legato al dito il precedente scellerato di Villafranca compiuta da Luigi Bonaparte, e che il re se ne vendicherà, che il re vuole l'unità dell'Italia e che infine il più rivoluzionario che abbia questa causa santa. Proferendo queste parole era inforverato. Io gli ho risposto: badasse sempre alle spalle. Tutti i potenti farsi sempre in parole rivoluzionarie quando hanno timore e vogliono ingannare, e tutti poi, senza scrupolo né vergogna, voltano la sacca. Carlo Alberto fece così nel 21 e nel 48, ma anche il re di Napoli ai principi ostinava liberalismo. Il fidare poco o nulla nei re è sempre buon criterio politico, ma Garibaldi è infatuato di Re Vittorio, e posso dire in segreto a me stesso, è anche infatuato supremamente di sé. L'uomo si sa stimato dalla moltitudine, è prode e si crede potente molto. Virtù ne ha, e non poche né volgari, ma la lode ubriaca gli uomini più del vino e del liquore spiritoso. Poi, poche settimane dopo, Asproni, siamo il 26 novembre 1859, 6 mesi prima dell'impresa dei 1000, annota quanto avesse visto giusto e cosa bisognasse fare per la rivoluzione democratica da organizzare e attuare subito nel meridione d'Italia, come Asproni predicava già da diversi anni. E vi ricordo che siamo 6 mesi prima dell'impresa dei 1000. Garibaldi è dimissionato. Ecco un uomo potente per la rivoluzione esautorato. Giuseppe Garibaldi si lasciò sedurre dalla monarchia e la monarchia, dopo averlo usato, lo mette a parte spogliato di ogni prestigio. Se avesse avuto maggiore intelligenza politica, più fino tatto di mondo e meno ambizione di salire sotto apparenza e di generosa abnegazione, non sarebbe caduto così facilmente. A lui non rimane ora che fare appello al sentimento nazionale, dimenticando il Piemonte col suo Vittorio Emanuele, e mettersi alla testa di una gagliarda insurrezione nel reame di Napoli. Il nodo gordiano è là, ed è da Napoli e non dal Piemonte che noi dobbiamo avere la salvezza d'Italia.